Scusa, ma sei sicuro che sappia? Maris Jacopone, sa tutto d'economia Maris Jacopone. Scusa Maris, Ditemi. tu come fai a sapere così tante robe di economia? Bisogna studiare, ragazzi, per diventare al mio livello bisogna studiare. Ragazzi. Cosa hai studiato? Perché Questa è una bellissima storia. Allora mi ricordo che dopo aver finito le medie ci mettemmo intorno a un tavolo con i miei genitori e i professori e c'erano varie opzioni su quel tavolo, perché potevo iscrivermi a Berkeley, a Yale, a Princeton, a Harvard, a Cambridge, Dai. forse al MIT di Boston. dopo le medie. Ma dopo, parlando anche così in accordo con i professori, mi sono iscritto all'ENAIP. Ah, ok. All'ENAIP. Di mio sarei operatore termoidraulico. Ma dai. È una cosa che domandiamo. Vai, ora qualche dritta su come investire, Certo, qualche dritta certo, dell'economia. Pippo, Vai, Cosa spara, gli domandi spara. su come investire? Domandi come si aggiusta una caldaia? Cioè, se Gaetano, sei termoidraulico. troppo agitato te. In economia ci vuole calma e pazienza. Tempo e pazienza sono virtù da approfondire in economia. Bravo. A tal proposito ti consiglio di studiare, di leggere un grandissimo libro che mi ha cambiato la vita, che si intitola Anche i cacchi col tempo se fa. Però. Grandissimo libro di Aristotele lo Stagirita, te lo consiglio. Aristotele. Grandissima Vabbè. persona, grandissimo cliente. Facciamo così, ne parlo con mia moglie e poi ti faccio sapere. Ma devi stare attento a sta roba qua, mai mischiare affari e amore, Gaetano. È meglio andare sul personale e sugli affari, Sì. perché in amore si mischiano troppo le cose, Gaetano. Pensaci bene se vuoi aprire cose insieme a tua moglie, nonostante tutto, Gaetano. Nonostante tutto cosa? scusa? Tuteliamoci, prestiamo attenzione. Poi, Gaetano, se te decidi di fare affari con tua moglie, si può fare, ma ci vuole grande intelligenza. Ricordati, Gaetano, che anche un'orchestra ha quattro corni, eppure continua a suonare insieme.